Vedi, una cosa che adoro dell'Emmy, gli ho dato gli avanzi alla pentola, abbiamo fatto una pasta abbondante e era arrivata al bordo la pentola, no? Perché stai mangiando, è normale. Siccome lei sa che ci tengo molto a sto camper, al camper in generale, lei una volta arrivata al bordo ha smesso di mangiare. Allora io le ho preso la pentola, gliel'ho rimessa indietro e lei ha continuato. Cioè, vedi, ste robe io le apprezzo in una maniera pazzesca, proprio, veramente. Magica, magica Amy. Magica, magica Amy. Italia, io contento come un bambino. Guarda, mi è arrivata la cassetta degli attrezzi che tanto volevo, l'ho presa su Amazon. A me piaceva da matti questa per il tipo di chiusura, anche per l'estetica, per il fatto che avevi due vani sopra, eccetera eccetera. Non ci entra nel gavone dietro, non ci entra. C'è la misura, questa è la 19 pollici, c'è la misura più piccola, la 16, ma è alta 16 centimetri, cioè meno della mia che è piccola. L'ho cambiata anche perché non ci stava niente, a parte che l'ho rotta, vabbè, ma comunque non ci stava niente. E non so cosa fare, perché sai quando una cosa ti piace, cioè togligli l'adesivo a sinistra. A me questa è la USA che piaceva tantissimo. Non lo so, o la metto nel letto a castello, e che sì, mi dispiace, nel gavone era perfetta, cazzo. Adesso resterò un po' col mio dubbio amletico e te lo attacco anche a te. Quindi sì, anche tu non andrai a dormire pensando, cazzo, è meglio una bella cassetta che non ci sta dove deve stare, o è meglio far stare una cosa che non ti piace? Cioè, hai capito dove deve stare? Cioè, questo è uno, in termini, diciamo, di formule di pensiero, uno dei più grandi enigmi dell'essere umano, e anche tu lo scoprirai in altre varianti della tua vita. Insomma, ecco, in tal caso, se a cassetta di A3, sì, ecco, adesso via smona. Cioè, era bellissimo, accidenti, guarda che organizzazione, guarda che organization che ha fatto Singano, guarda, è bella massiccia, dura, hai capito? Guarda che ordine, guarda, che bella. Alla portella la apri così e si chiude, vedi, a scatto, una figata, cacchio figata. Guarda che figata, mi ero messo tutte le mie cosine in ordine, tutti i miei attrezzi e ci sta tutto giusto, quindi una piccola non ci starebbe, quindi niente, quindi tengo questa, eventualmente la metteremo sopra il letto a castello. Oh, eccolo là, buongiorno Italia. Oh, no, non ti trovavo, non trovavo la macchinetta, cazzo, 3 ore, perché sono nel caos. Allora, guarda cosa ho combinato, cioè nel caos nel senso che sto operando. Allora, per quanto riguarda il letto, ho tolto le doghe, ok? Così si procederà a fare la base di ricarica. Qua ci sono gli appoggi. Occhio che ti faccio vedere un'altra roba, fermo là, io ti giro. Tac, girato dall'altra parte. Sto cambiando tutte le viti, sto mettendo le viti tutte nere, vedi che bello, tutte le vitine nere dappertutto, anche qua sotto, vedi tutto con le mie vitine nere che mi piacciono. Dopo vediamo se mette dei copriviti. E qua pensavo di fare una specie di mobiletto, un qualcosa con un ripiano sotto che faccia fondo lì e un altro in mezzo, in modo che finisca qua, hai capito? Una specie di scaffale che finisca col bordo della finestra. Secondo me viene una figata sto piano d'appoggio, veramente. E niente, dai, adesso vado avanti anche in bagno. Guarda, in bagno anche qui ho messo le vitine nere anche qua, che così non si vede niente. Ho messo che mancavano i copricosi, ancora orrenda la doccia come colore, da vedere un po' di sistemare, soprattutto quel faro, solito discorso. Comunque ho messo tutti questi copriviti dappertutto e dai, un po' alla volta viene una figata. E mi va il baula. È vero, però è lì. Eccoci Italia, c'è il generatore acceso, non so se lo senti. Allora, le batterie erano al 45%, per carità, io adesso sto anche lavorando col computer. Comunque vabbè, senza parlare, mi parlo sopra anche mentalmente, cioè è una roba assurda, sai, tipo le persone che parlano sopra gli altri. Io lo faccio con me stesso, ma a livello proprio mentale, quello prima che escono le parole. Comunque il discorso corretto che volevo fare è che da quel che sento in giro, diciamo, le batterie AGM non dovrebbero scendere oltre il 30%, cioè sotto il 30%. Magari d'inverno dicono ok, sì, d'inverno col freddo si può scendere un po' più giù, vabbè.
io ero a 45%. Questo perché? Perché non si può scendere giù, perché poi si rovinano, diminuisci i cicli di carica, diminuisci la vita della batteria, insomma butti via metà batterie. E io ero arrivato al 45%, però ho detto vabbè, perché devo toccare il fondo, scusa un attimo, perché devo arrivare al limite, e comunque volevo anche montarmi un po' di video adesso, no? E allora ho acceso il generatore, il che significa col computer che sta andando a GPL. Il famoso MSI GS63, quanto consuma di corrente? Non so, va a GPL. Anche se CP adesso tu non senti, ho preso il maccinato, ogni tanto vado al supermercato e prendo il maccinato, perché se non è che le do sempre crocchette, e niente, quando gli dai troppe proteine, questo vale in generale anche per noi che siano vegetali, animali, quello che vuoi, partono le scoregge, e non ti dico le scoregge di Emi, ogni tanto c'è proprio un odore brutto, cioè l'odore di scoreggia a proteina, è proprio un brutto odore di scoreggia, non è una scoreggia normale. E vabbè, dai, vero CP, sì, scusa, stavi dormendo, povero CP, ti ho svegliato. Amore, sembrava, già, guarda che bella che sorride, l'hai vista e sorride, manda indietro. Lei è una cosa che ha imparato da circa un anno, che tira questo qua per sorridere, tipo adesso no, adesso è normale. Aspetta, vediamo. Amore, sei felice? No, non lo fa più. Sei felice? No? Sei incazzata perché ti ho svegliato, lo so. Oh. Ah, ok, Italia, buongiorno. Allora, no, avevo sbagliato a leggere i pannelli, nel senso che difatti mi pareva che le batterie erano sempre troppo piene, che caricava troppo. Difatti 8.9 sta entrando da metà pannelli, e 4 ampere stanno entrando dall'altro, quindi adesso che c'è un po' di sole sta caricando a 12 e qualcosa. Ok, adesso tutto torna. 8,9 più 4, 12,9. Wow, 6 minuti e 24 di registrazione. Allora, forse per la prima volta sono arrivato a finire tutti i video, quindi adesso mi ritrovo con questo video un po' cortino. Ho detto dai che ci facciamo una fine. Non salutiamo come in perfetto stile le puntine del mondo, dietro le quinte delle puntine del mondo, ma ti aggiorno sul discorso autoradio. Allora, l'autoradio non mi ricordo se l'avevo già detto, quella che avevo scelto su Amazon c'era scritto Bluetooth eccetera eccetera, non aveva il CD, però io dicevo vabbè, a me interessa solo col Bluetooth, no? Sai il discorso che dopo mi ascolto la musica o comunque anche i film e le cose dal computer, quindi mi si collega all'autoradio in Bluetooth e utilizzo le casse della cellula e della cabina, no? Che sono tutte collegate assieme. Allora non avevo il Bluetooth, poi hanno rimosso la descrizione, ma nel frattempo tutti gli utenti avevano scritto i commenti, che c'era scritto Bluetooth, non è vero, eccetera eccetera, quindi ho fatto il reso ed ho preso questa. Mi è costata tipo il doppio, però vabbè, qualità superiore. Questa ha anche il lettore CD, doppio Bluetooth, sempre con l'Explode, che è quella roba che ho scritto nelle casse, che devo ancora capire cos'è. Deve essere una roba che c'entra con i bassi, hai capito? Tipo un'amplificazione dei bassi. Provo a vedere se riesco a montarla da solo. Non ho mai montato autoradio, però ho montato migliaia e migliaia di piastre madri, computer eccetera, quindi insomma voglio dire, patacare un autoradio non dovrebbe essere difficile. Ecco, a te interessano i lavori invece principali del camper. Allora, il gentilissimo Patrick, che è il ragazzo che dobbiamo ancora fare il video assieme, che ha il gemello di Pulmin, il gemello quello uscito dopo Pulmin, uno dei tre insomma, e perché perdo il filo del discorso? Comunque vabbè, mi sta mandando il tubo per chiudere il termo, ok? Quindi nell'armadio qua dove ci andrà il frigo, togliamo il termo e colleghiamo il tubo con l'altro tubo. Sai che c'era tubo, termo, tubo, noi facciamo tubo, ok? Quindi recuperiamo, seppur poco niente, un po' di spazio da dietro il frigo dove ci andrà il frigo, e soprattutto insomma non facciamo andare un termo dietro al frigo, che per carità non succede niente, anche perché i termi li accedi d'inverno, però insomma già che ci siamo. Perché dico già che ci siamo? Perché ho paura la prossima settimana, ragazzo, non questa ma la prossima, purtroppo i tempi sono lunghissimi qua, mi troverò con l'altro tu Marco, fammi un buon prezzo, mi raccomando. Perché Marco è un tecnico delle caldaie e mi svuoterà l'impianto dell'Alde. Svuotando l'impianto, appunto, già che va svuotato, il ragionamento è stato quello, no? Togliamo il termo e lo chiudiamo con questo tubo, no? Facciamo continuare il tutto con il tubo, e mi farà appunto sta pulizia e metterà il liquido corretto.
Dopodiché, insomma, una volta fatto, cambiato il liquido, magari spurgato, adesso vediamo se sarà necessario, eccetera, vediamo appunto se la stufa, il boiler più che altro dà ancora problemini, se fa ancora sto accendi, spegni, oppure no. Una cosa, non vorrei dire cazzate, secondo me è che chiedere al proprietario vecchio, con tutto il rispetto, è inutile, perché lui poretto non si ricorda assolutamente niente di questo camper, no? Quindi deve averlo usato pochissimo e poi è stato 2 anni fermo, quindi lui non si ricorda assolutamente niente. Tutto sto immenso giro di parole come sempre per dire che l'altra sera ho dormito nel lettino, quello a castello, perché io di solito dormo tipo 8 volte su quello grande matrimoniale, 2 sul lettino, dipende da come mi gira, anche perché è un diverso modo di dormire, mi piace essere più tipo riparato, nel senso che ti appoggi contro una parete, cioè, sono strano, a volte mi piace dormire sul matrimoniale, a volte mi piace dormire sul piccolino. Dormendo nel piccolino ho infilato, non so perché, una manina in parte al materasso, che quindi vai per andare, diciamo, sotto il letto, no? Dove c'è la caldaia, e anche un bel termo lungo attaccato alla una delle cisterne dell'acqua. E cazzo, sentivi un caldo che veniva su, ma caldo caldo. E allora ho detto, ma scusa un attimo, cioè, guardando com'è, vieni con me. Anzi no, farò un b-roll mentre continuo a parlare. Allora, il b-roll, vedi, praticamente è quando un'immagine scorre, un'immagine che non c'entra niente di te che stai parlando, e tu però stai parlando. Cioè il video registra te che stai parlando, e dopo sopra mantieni l'audio, e al posto del video metti questa scena che volevi. Comunque, in questo b-roll stiamo dicendo, vedi, sotto al letto ci sono queste 2 piccolissime prese d'aria, cioè saranno alte tipo 1 centimetro, sono veramente piccole, quindi secondo me il caldo resta tutto lì dentro. Non vorrei ci fosse una specie di sensore di temperatura, cioè un termostato, no? Che lui scende caldo dentro e spegne. Poi un altro termostato, quello del camper, gli dice: ehi ragazzo, qua dentro ci sono, faccio un esempio, 20 gradi nel camper, tu però hai impostato 25, quindi io riparto. Poi ritorna l'altro sensore e gli dice: no bambino, qua fa troppo caldo, ti spengo, e va avanti tutto così. Ti ricordi la storia della stufa che si accende, si spegne, si accende, si spegne ancora prima di raggiungere la temperatura? Non vorrei che fosse quello, che casomai quando sarà ora di fare i lavori di falegnameria mi prenderò delle belle griglie da mettere lì, e le vernicerò di nero opaco, come la presa della corrente, che poi comunque il nero opaco è il colore un po', no, principale, diciamo, è uno dei il colore terziario che voglio fare a questo camper. Non ho voluto cose bianche, ho voluto nero opaco, quindi il microonde nero opaco, il frigo nero, le casse nere, le prese nere, le viti nere, hai capito? Quindi a me piace il nero opaco come colore, e quindi là, se è così, ci metterò queste griglie, anche se sinceramente vorrei metterle lo stesso, perché comunque, a parte la caldaia in sé, ma c'è un bel termo grande, e sopra, cioè, tutti i termi hanno delle specie di spazi dove esce il calore, no? Anche sotto le finestre, dappertutto. Però lì nel letto no, perché c'è il materasso sopra, hai capito? Quindi è completamente chiuso lì quel gavone. Il caldo resta dentro lì e fa una non lo so, quindi io pensavo di fare sta roba. Poi un giorno, un'altra cosa che vorrei fare, tanto il termo lo accendi solo d'inverno quando fa freddo, no? Quindi la mia logica è: sotto alle doghe c'è una specie di tavoletta di legno, no? Cioè, io volevo togliere la tavola di legno, lasciare solo le doghe, un giorno mettere un materasso più normale, adesso c'è gomma piuma che isola, no? Non ti fa salire il caldo, e quindi prova a immaginare, avrai il materasso tipo con il coso, no? Sei quelli che mettono la copertina elettrica per scaldarsi, sì, perché sotto hai la stufa e il termo, togli via il legno, hai solo le doghe, e sopra le doghe un materasso magari traspirante, che così si scalda il materasso, cioè, secondo me viene una figata pazzesca. E faccio così. Vabbè, anche qua te l'ho tirata per le lunghe. Ok, siamo arrivati a Marco, che è il tecnico della caldaia che mi sistema sta roba. Quindi subito dopo che lui mi ha sistemato sta roba, sembrerebbe che sia arrivato il frigo, perché mi ha chiamato
l'allestitore, il quale io poi l'ho richiamato, però lui non c'era, c'era l'altro suo collega che non era al corrente, però insomma se mi chiama l'allestitore, che io gli ho detto chiamami quando arriva il frigo, vuol dire che è arrivato il frigo in anticipo, cioè in anticipo su ritardo e quindi dovrebbe essere arrivato il frigo. In ogni caso gli ho detto al suo collega ascolta, io devo fare sto lavoro, quindi è inutile che montiamo il frigo, anche perché va messo mano al termo dietro al frigo, quindi tienilo lì, vi chiamo io quando sono pronto. Una volta pronto, appunto, vado da sto allestitore che mi monteranno il frigo, sperando non ci siano complicazioni, lo ripeto per l'ennesima volta, perché io, hai visto, no, la nuova disposizione del frigo che volevo, me lo fisseranno adesso con delle travi, dei supporti, qualcosa. Stessa cosa il microonde grill, me li collegheranno tutti e due, me li fisseranno. Ovviamente rimarranno buchi ovunque, spazi vuoti, e lì si passa all'altro step, che è quello del falegname. Dal falegname si sistemerà tutti i buchi, gli spazi tra il mobile, il frigo, il grill, eccetera eccetera eccetera. Si metteranno i cassetti al posto del vecchio frigo, si aggiungeranno tutte le mensole. Io ho già fatto un progetto che non hai neanche idea, su tutti i gavoni e gli armadi. Che bel cane, c'era un bovaro del Bernese nero e Ciceta, devo guardare qua dentro, ma mi so devo fare il blog di Ciceta, cioè no il vlog, il blog, va bene dai. E aspetta che mi ha fatto perdere, aspetta perché mi ha fatto perdere il filo, cioè qua passa il Ciceta e mi fa perdere il filo, no va bene. E comunque dopo la portiera e tutte quelle cosine là, insomma, ecco. Buon Italia, dai. Beh, dopo, come già sai, il step successivo ancora sarà il collegamento di tutti i pizzi, il pannello di ricarica, eccetera, ma quello per me è una cosa assolutamente non importante, o meglio non prioritaria, ecco, in termini di tempistiche. A me quello che preme tantissimo è avere il riscaldamento a posto e sicuro, col suo liquido giusto e tutto quanto, e che funzioni, che magari non si accenda, non si spegna prima che arrivi in temperatura. Cazzo, ormai l'avrei imparata a memoria sto discorso, si spegne e si accende prima di andare in temperatura. E appunto un frigo, so che ti può sembrare, dici madonna ma sto singano quasi, proprio visiase, guarda il pelo in uovo, invece no, ti dico che immagina te a casa tua senza il frigo. Cioè io da quant'è che ce l'ho sto pulmino, non ho neanche tenuto i tempi, ma sarà 2 mesi sicuri, sarà anche 3 mesi che ho sto pulmino, però non è ancora abitabile. Io vengo qua a farci i miei lavoretti, sì, ci dormo, ci vado in giro per carità, però viverci ancora no, io sto ancora dall'Alessia e ovviamente neanche non ho la minima intenzione di stare qua. Cioè, devo stare qua a cosa? A mangiarmi scatolette e pasta asciutta, ma siamo scemi? Oppure andare a mangiare fuori. Mamma mia quanti soldi ho buttato andare a mangiare fuori, pizzerie, bar eccetera, cioè tutti quei soldi poi avrei potuto comprarmi non so cosa, avrò speso 200 euro buttati via così in questi mesi tra andare a mangiare, io anche di più, sì di più cazzo, vedi, purtroppo non si può far nulla, però insomma dai, riapprezzerò poi quando ritornerò tra virgolette a risparmio, perché non è neanche un risparmio, è più uno stile di vita, cioè tu ti abitui a non buttare via soldi alla cazzo, a sprecarli a bar, ristoranti eccetera, non che te li vieti, ma non ci vai così spesso, cioè ci vai proprio perché hai veramente un grande desiderio. E altra cosa che già ti spiegavo nelle primissime puntate del canale, questo desiderio di evadere con cinema, ristoranti, locali eccetera eccetera, era dettato, almeno parlo ovviamente per me, dal tipo di vita che io facevo. Dicevo sempre cazzo, mi faccio 8-9 ore di lavoro, torno a casa, non quando vivevo in camper, ancora prima, quindi non ho neanche il dove abito oggi, tutte le cose belle di andare in giro, e cosa faccio? Sto dentro a casa, mi rinchiudo dentro 4 mura dopo aver lavorato tutto il giorno, ma col cazzo, cioè eri obbligato ad andare fuori, eri obbligato ad andare a mangiare ai ristoranti. Io andavo a mangiare fuori anche 4 volte alla settimana, anche 5, perché era proprio una necessità, cioè io scleravo a stare dentro a casa, porca miseria. E passando poi a questo camper, per carità
È vero che in piccola parte comunque io ero un pochino a risparmio, perché se volevo mettere a posto il camper, volevo comprare questo, volevo comprare quello, come è stato. Però questo desiderio, no? Questo desiderio, questa necessità di andare a bar, a ristoranti, eccetera, è proprio svanita, cioè semplicemente non ne avevo voglia. È successo dopo 1 anno e mezzo che proprio non entravo più in un bar, in un ristorante, eccetera, che vabbè ero con Alessia, eravamo a Caorle, siamo andati in un ristorantino a prendere del fritto, diciamo, e a un certo punto ci guardiamo e diciamo, da sporto. E quindi ce lo siamo portati in camper alla fine. Quindi vedi, è proprio la magia di questa vita che ti toglie tutto quel superfluo che alla fine, no? Cioè in termini di magia, di figosità, non c'è paragone. Perché scusa, anche quella volta che abbiamo preso da sport, cioè trovarsi in riva al mare con un camper, no? Di sera a mangiare, cioè quanto più figo è che andare a mangiare al ristorante. Che comunque non era in riva al mare al ristorante in ogni caso, perché giustamente hai capito. E quindi è così.